Parliamo di bianco. Da anni ormai metto le varietà bianche tutte insieme nella stessa serra proprio perché la prima cosa che ormai si guarda è il punto di bianco, per cui siamo diventati sempre più esigenti. La cosa che è particolarmente interessante negli anni è vedere che la percentuale di varietà bianco crema, quindi il vecchio bianco delle varietà a foglia scura, è diminuita sempre di più. Quindi abbiamo in questa serra praticamente abbiamo quasi tutte le ditte che vi ho nominato prima una a una e vediamo che quasi tutte le piante hanno un punto di bianco, se non purissimo, comunque decisamente molto molto accettabile. C'è qualche vecchia gloria che stiamo proprio vedendo in questo momento, che ancora è coltivata perché comunque ha ottime caratteristiche, però sempre di più ormai si sta arrivando ad avere varietà a foglia scura che hanno decisamente un punto di bianco molto molto gradevole. Non solo, ma sono anche varietà che non hanno più per la maggior parte le esigenze di riscaldamento che avevano in precedenza. Troviamo ancora varietà bianco crema dove soprattutto si cerca di fare la serie. Ottenere la serie con una varietà bianco puro con le stesse caratteristiche vegetative della corrispondente rossa e rosa è decisamente difficile, per cui in quel caso viene ancora accettato un punto di bianco che non sia quello ideale. Parliamo ora invece di varietà colorate, c'è una piccola selezione di colorati anche sul vaso 14. In questo caso vediamo un nuovo arrivo sulla tipologia glitter, che ancora presenta piante non perfettamente colorate, però comunque decisamente interessante, accanto alle varietà glitter più affermate sul mercato. Passiamo ora ai toni del rosa. Abbiamo due varietà nella tipologia hot pink, colore decisamente non natalizio, però comunque brillante, per cui potenzialmente interessante anche per i mercati comunque italiani, dove si cerchino varietà magari non convenzionali, magari adatte a un mercato più giovane. Terminiamo la carrellata con un paio di varietà nella tipologia, diciamo, punteggiata, di cui una particolarmente vigorosa, decisamente attraente anche come pianta singola, l'altra un po' più compatta, dal colore più caldo, quindi comunque decisamente molto, molto gradevole. Qui parliamo di una siglata, quindi ancora dal futuro commerciale incerto.